Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video. È passato un po' di tempo dal video della raccolta delle patate, ma ho deciso di di non registrare più video perché avevo da finire la tesi e cercare di laurearmi. Ora riprendono a pieno regime i video. Iniziamo con il taglio della legna, che ormai è giunto il momento, e adesso iniziamo con la parte più leggera, diciamo, perché abbiamo solamente da andare a pulire questo pezzo qua di questo angolo di terreno, in modo tale da far entrare più luce qua in questo angolo, perché come vedete sono piccole ma qualcosa si vede. Ho piantato delle piante micorizzate e quindi dobbiamo andare a tagliare un po' di piante per cercare di dargli più luce in modo che crescano più rapidamente. Poi andiamo a potare il gelso, quello là, che ogni anno bisogna potarlo, e poi inizieremo con la parte di taglio legna vera e propria, che andremo a tagliare la legna nel bosco, ma questo lo vedrete più avanti. Intanto iniziamo con questi lavori. Ora iniziamo a tagliare la parte tutta delle piante di rinnovazione, tutte queste qua piccole che vedete sotto, e poi quando abbiamo tagliato quelle valuteremo se è il caso di andare a tagliare anche qualche ramo di queste piante qua grandi, oppure se lasciarle stare, e vedremo in seguito. Come vedete sta venendo fuori un bel lavoro, abbiamo pulito bene, abbiamo quasi finito questa parte e molto probabilmente queste piante qua, il nocero probabilmente lo lasceremo, ma questa ceppaia qua andremo a tagliare qualche pianta, perché non ha senso lasciarle tutte, ne terremo solo una, che così entra più luce. Poi invece quella pianta là valuteremo più avanti, perché in caso taglieremo un ramo, quelli là che vanno sui fili del telefono per sicurezza, e poi quella pianta lì la teniamo. Qua come vedete ci sono delle montagnette, ma c'è tutta legna, rimasugli di legna di tanti anni fa che è stata tagliate delle piante, e anche queste andremo a rimuoverle probabilmente. Per oggi abbiamo concluso i lavori, proseguiamo il giorno successivo e finiamo quel piccolo angolo là e poi potiamo il gelso. Ora proseguiamo con i lavori, adesso andiamo a tagliare questa parte qua dietro di piante e poi iniziamo con le piante più grandi.
Ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale, di lasciare un like e commentare per supportare il canale e farlo crescere. Ora continuiamo con i lavori. Abbiamo finito di tagliare tutta la parte sotto della rinnovazione, è venuto fuori un bel lavoro, c'è già più luce che entra perché non ci sono tutte le piante sotto che scarmano la luce. Ora iniziamo a tagliare le piante più grandi, iniziamo da queste due qua, che poi non possiamo andare oltre che c'è il confine del campo, e poi passiamo a quelle là che vi dicevo l'altra volta, quella ceppaia là, e poi abbiamo finito i lavori. Allora, abbiamo finito di tagliare questa parte qua, abbiamo tagliato le due piante abbastanza grosse che c'erano e ora i due tronchi che sono rimasti giù proveremo ad andare a tirarli su con la Panda, così evitiamo di far fatica e almeno di tirare su nella parte piana del campo e poi andiamo a tagliarli. Ora passiamo a tagliare la ceppaia, quella di là, e poi infine andiamo a tirare su questi tronchi con la Panda.
abbiamo tagliato le piante, quelle piante là della ceppaia, ne abbiamo lasciate due perché una rischiava che se andiamo a tagliarla rischia di andare giù nel vigneto, allora meglio evitare, quindi intanto la teniamo su. Ora con la Panda andiamo a tirar su quei due tronchi che avevo detto prima e poi un giorno successivo andremo a finire tutti i lavori. Con un po' di fatica ma siamo riusciti, Panda non delude mai. Ora tiriamo su l'ultima, questa è più piccola, quindi siamo riusciti a tirare su quella là più grande, questa dovrebbe essere una passeggiata. Allora abbiamo finito di tirare su la legna anche con la Panda, ora non ci resta che andare a potare il gelso, o meglio a capitozzare, e vi faccio vedere un veloce time lapse del lavoro e poi ci vediamo per la fine del video. Allora, lavori finiti finalmente per quanto riguarda il taglio legna di questo campo. Questa è tutta la legna che è uscita dai lavori, poi la parte di legna più grossa l'abbiamo lasciata ancora giù là, che andremo a portarla su con la motocariola quando andiamo a tagliarla. Ora il prossimo video sarà relativo agli ulivi, dove farò un video di aggiornamento, visto che alcuni di voi mi avete chiesto un aggiornamento degli ulivi, e dopo andremo a portargli il letame. Infatti vedete che c'è già il trattorino là pronto per registrare il prossimo video. E poi un altro video, sempre se otterrò l'autorizzazione, andremo ad arare questo campo, ma vi spiegherò in caso, nel video dedicato all'aratura, vi spiegherò tutte le questioni burocratiche e vi farò vedere la aratura del campo. Poi usciranno altri video relativi al taglio legna, dove andremo a tagliare la legna nel bosco, e vedrete tutto questo iscrivendovi al canale, attivate la campanella. Come al solito lasciate un like e un commento se il video vi è piaciuto, e vi aspetto ad un prossimo video. Ciao!